A Porto Empedocle è stata costituita l'associazione Mari Terre tra promozione e aggregazione sociale. Ascoltiamo la fondatrice e coordinatrice della stessa associazione, Antonella Nuccia Grassonelli. L'associazione, intanto gradirei fare una premessa, nasce dall'idea di un gruppo di giovani che hanno deciso durante il periodo natalizio di creare degli eventi al fine di ammandare di bellezza il territorio empedoclino durante il periodo natalizio. Quindi attraverso l'esposizione di alcuni prodotti tessili, artigianali, esposizioni di modellini aeronautici, diciamo ci siamo resi conto che in realtà la gente è sensibile ai flussi culturali, più di quando non si creda ad una prima considerazione, e da qui l'idea quindi di creare un'associazione con un carattere più stabile. Quindi da ciò Mari Terra, che la definizione è già di per sé esaustiva perché comprende sia la dimensione nautica che quella montana, ma montana non soltanto nel senso di montagne o di percorsi campestri, ma cercavamo noi in un certo qual modo di identificare l'individuo con il territorio, perché l'obiettivo nostro dell'associazione è quello di riqualificare l'ambiente empedoclino, dare la possibilità soprattutto ai cittadini, considerarli delle risorse, non soltanto un inciampo, cioè la persona deve essere considerata una risorsa importante a tutti i livelli. Capisco che in questo momento possa sembrare anche paradossale parlare di associazione culturale, perché c'è questa repressione, questa crisi economica, questa disoccupazione crescente, quindi non voglio sembrare retorica, però capisco che soltanto la cultura è lo strumento che ci garantirà di poter creare un paese un po' più coeso, più sano, in cui diciamo, l'individuo possa dare il meglio di sé, possa diventare veramente un essere pensante, cioè il pensare è un dare in dativo, cioè la persona deve essere considerata parte integrante di un sistema, e questo può avvenire soltanto se ci si identifica nel territorio, cogliendo degli aspetti importanti, favorendo quindi un turismo locale equilibrato, razionale, non selvaggio, quindi naturalistico, poi creare anche progetti formativi, fare intervenire insomma le persone, in modo che gli altri abbiano anche un'idea, qualche programmazione da dare. Il fine dell'associazione, presieduta e fondata da Nuccia Grassonelli, è dunque promuovere degli eventi di aggregazione, di coesione sociale. Coesione sociale, certo. Quindi renderli partecipi. Innanzitutto voglio anche premettere una cosa, che l'associazione è apartitica, è apolitica, è priva di e non ha scopo di lucro. Anzi, valorizza proprio il capitale umano, la risorsa umana, e da qui infatti la necessità di coniugare la bellezza della cultura con la conoscenza, con la consapevolezza, perché una persona che acquisisce consapevolezza di sé, cioè diventa anche più solidale nei confronti degli altri, quindi si vive in un ambiente più sano, fatto di relazioni e di sentimenti tra le parti. Tutto qua.